Tutto pronto quindi per l'inizio di questa partita. Charlie Smuzzane in maglia ovviamente arancione, Lumignacco in maglia rosso-blu. Charlins che attacca da sinistra verso destra, di rimpetto la formazione padrona di casa. Io ringrazio Alberto per le immagini e la cura della diretta qui dall'Ausacco, ringrazio Giancarlo che sta curando la regia in Galleria Antivari a Udinese TV. Un buon lavoro anche a coloro che collaborano in emissione a Trieste. La prima azione della partita è per il Lumignacco. Garzitto sulla destra, la palla è uscita e quindi ci sarà una rimessa laterale per l'11 di casa, un Lumignacco che in classifica occupa la sesta posizione a quota 33, come detto davanti a tutti il Charlins Smuzzane con 42 punti, a più 5 sulla Gemonese, mentre c'è una posizione irregolare sanzionata a Simone Motta che gioca con l'11 e quindi molto vicino a Godeas, punto di riferimento offensivo del Lumignacco. Dicevamo Lumignacco 33 punti, Charlins Smuzzane 47, in classifica al secondo posto c'è la Gemonese a quota 42, poi uno stacco di 6 punti fino a quota 36 dove sono Barbicate, Chionse e Fontana Fredda. La quinta in classifica è la matricola San Luigi a quota 34, a più 1 sul Lumignacco. Seguiamo però questa azione offensiva del Charlins Smuzzane, ma un'altra irregolarità induce il signor Natilla a decretare un calcio di punizione, quasi sicuramente per una posizione irregolare da parte degli avanti carlinesi. Gli assistenti del signor Natilla sono Luca Forte della sezione Basso Friuli e Oscar Tonizzo, non è mio parente, della sezione di Udine. Ci sono tutti in tribuna, compreso anche Claudio Rinaldi che salutiamo, sta già prendendo appunti per il suo articolo sul Messaggero Veneto. Lancia in avanti Motta, prova ad inseguire, ma come al solito la coppia centrale del Charlins Smuzzane, peraltro priva in questa partita di Candussio, infortunato, formata da Battistin e Zanon, non lascia spazio. Lumignacco sulla destra, Motta sul pallone, mette un interessante cross al centro, smanaccia in qualche modo Del Mestre, non bellissimo da vedere, abbastanza efficace da mettere il pallone in calcio d'angolo. Al tiro dalla bandierina c'è Ennio Graneri. Mentre salgono tutti i saltatori del Lumignacco, la palla resta lì dopo il colpo di testa di Battistin, credo sia stato, no? No, era Gregoris, che resta anche in zona d'attacco. Motta sul punto di battuta del calcio di punizione. Ancora una palla in centro area, libera Nastri. Motta ribadisce in avanti verso Garzitto che si impegna ad alta quota con Rover per tenere il pallone in campo. Rimessa per il Charlins Smuzzane, Fabro sventagliata a cercare Moras, bravo Guardia che fa buona guardia della fascia sinistra del lato difensivo, del settore difensivo del Lumignacco. Adesso però può ripartire il Charlins Smuzzane qui sotto la tribuna. La verticale di Peressini su Borsetta, pallone direttamente in fallo laterale, quindi vanificata questa ripartenza degli ospiti. Siamo al quinto minuto del primo tempo. La rimessa con le mani di Guobadia, va a cercare Godeas che spizza ma commettendo fallo. Scuote la testa il capitano, allenatore e giocatore del Lumignacco. Zanon centralmente su Battistin, in avanti il Charlins Smuzzane, Fabro incrocia al destro,
la palla attraversa tutto lo specchio della porta e non riesce a intervenire Moras, che avrebbe potuto colpire in tap-in. Si rammaricano i tifosi carlinesi. Alto tiro dalla bandierina, finiscono per le terre un po' tutti, alla peggio Fabbro che ha subito un colpo, il centravanti del Charlie Smuzzane, ma il bomber pare potersi rialzare senza fastidi. Si riprenderà con un calcio di punizione a disposizione della formazione di casa, battuto direttamente da Clemente. Il rinvio del portiere lumignacchese, ex manzanese, ex varie squadre. Garzitto anticipato, e quindi è Nastri che prova a costruire un'azione offensiva per Charlie Smuzzane. Finisce per le terre. Ancora un fischio del signor Natilla, che giustamente dice: mi avete chiamato qui da Molfetta, io fischio un po' di più per almeno giustificare tutti i chilometri che mi sono fatto per arrivare ad arbitrare questo big match della settima di ritorno del campionato di eccellenza. Corsa al centro, ma respinge ancora la difesa del Lumignacco. Garzitto subisce fallo. Ne approfitta la formazione di casa per avanzare un po' il proprio baricentro, allontanando la linea della palla da Raffaele Clemente, il portiere oggi divisa giallo-anas. Calcio di punizione con palla che arriva nella zona di Godias, anticipato, poi buca il pallone Pratolino, prova ad approfittarne Fabbro che fa viaggiare Borsetta. Il pallone finisce a fondo campo con Guobadia che protegge il rinvio del proprio portiere. Ottavo minuto del primo tempo, entrambe le squadre propositive. Charlie Smuzzane pericoloso in ripartenza, un Lumignacco che invece prova a fare gioco. Sempre Godias è l'obiettivo dei rilanci di Clemente. Guobadia cambia gioco su Garzitto, buona idea. Garzitto fa avanzare Catania, si disimpegna in mezzo a maglia arancione Catania, poi fa partire un cross respinto. La Catania si impegna per tenere lì la palla, poi Zanon tocca impedendo a Del Mestre di intervenire con le mani, e poi Piscopo, per evitare guai peggiori, prolunga il pallone dalle parti di Del Mestre che con i piedi spedisce la boccia nella zona di Granieri. Motta stoppa a seguire, Guobadia ha spazio sulla sinistra, si accentra Guobadia. Godias può puntare la difesa, chiama ancora in causa Guobadia. Guobadia crossa subito al centro in direzione di Motta. Motta ha un controllo infelice, ha preso anche un colpo in faccia, ma continua a giocare. Sullo sviluppo dell'azione Prampolini spedisce il pallone in fallo laterale, regalando la rimessa agli ospiti. Nono minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Charlie Smuzzane e Lumignacco qui a Lauzacco. Lumignacco gioca in maglia rosso-blu, Charlie Smuzzane in maglia arancione. Charlie Smuzzane primo in classifica, Lumignacco sesto in classifica, anche a beneficio di coloro che si siano collegati in diretta con la nostra emittente solo in questo istante. Un saluto anche a quelli che ci stanno guardando dalla Basketball House al centro commerciale Città Fiera. È sempre 1-0 per il Venezia sul Pordenone in Lega Pro. In anticipo odierno, un Pordenone a caccia del gol del pareggio.
mentre quest'oggi si giocano altre sfide nei campionati di eccellenza, scusate, di promozione girone A. Il Camino ospita la Spal Cordovado, mentre il Torre se la vede con il Casarsa. Promozione girone B, in contemporanea con questa gara si gioca Costalunga contro Zaule e Ronchi contro Juventina, e Ronchi Juventina è in assoluto il big match del girone B tra prima e seconda della classe. Partita tutta da vedere tra la formazione di Franti e l'11 del mister Sepulcri, la Juventina Sant'Andrea. In prima categoria Rivolto Codolpo, altro super derby, e poi Tagliamento Lagogna. Nel girone A. Nel girone B Diana Unio Martignacco, Santa Maria Risanese e Serenissima Fulgor. In prima categoria girone C, Gradese contro Aquileia e Savrogne contro Isonzo. A proposito di prima categoria, è passato in vantaggio il Santa Maria sulla Risanese con un rigore di Nin al 12° del primo tempo. Al limite dell'area il Lumignacco con Catania, poi un cross rasoterra sul quale interviene Piccolotto, palla sui piedi di Prampolini che fa partire la Berta dal limite dell'area. Il suo sinistro però si spegne alto sopra la traversa della porta del Mestre. 12° del primo tempo, sempre 0-0. Fabro prolunga il pallone a disposizione di Borsetta, ma ha buon gioco la retroguardia del Lumignacco. Granieri chiede sostegno sulla sinistra a Prampolini. Prampolini avanza, arriva a chiudere Battistin. Rimessa laterale per il padrone di casa, ritmo che rispetto all'inizio del match si è un po' abbassato. Adesso si gioca abbastanza stabilmente nella metà campo d'attacco del Lumignacco. Codias protegge un pallone ancora Guardia, cross abbondante, forse troppo. La palla arriva a Pavia di Udine senza che nessuno degli avanti lumignacchesi riesca a intervenire. Altra rimessa dal fondo, rinvio dal fondo campo per Simone Del Mestre. Tanto c'è il pareggio del Pordenone, quindi 1-1, Venezia 1, Pordenone 1. Non benissimo Peressini, che regala ancora una rimessa al laterale al Lumignacco. Guardia viene abbattuto, secondo signor Natilla, nulla di sanzionabile. E quindi ancora Ciardins che prova a fare la partita. Pratolino monta in groppa a Fabbro e si vede sventolare il cartellino giallo Fabrizio Pratolino, mentre grazie a Antonino De Blasi purtroppo ha annullato il gol del Pordenone. Avevamo gioito troppo presto. Qui ammonito Fabrizio Pratolino al quarto d'ora di gioco del primo tempo. Qualche momento di recupero per Filippo Fabbro. Entra anche il collaboratore del mister Vittore per le cure del caso a Fabbro, che adesso uscirà temporaneamente dal campo. E signor Natilla, che nel frattempo ha
ha scritto il nome di Pratolino nel suo taccuino, consente a Fabbro di riprendere il suo posto dentro il rettangolo di gioco. Zanon in avanti dalle parti di Nastri, che aggancia con qualche difficoltà ma tiene il possesso della boccia. Ringhia Martincic su di lui, ma Nastri va via. Poi sterza, cross al centro, libera Guobadia. Poi Piccolotto mantiene in attacco il Cernis Muzzane. Ancora Peressini, un passaggio in avanti a cercare il taglio di Borsetta, palla che però carambola in mano a Del Mestre, scusate, in mano a Clemente, che ha già fatto ripartire il Lumignaco. Prampolini, Garzitto, un'occhiata in mezzo, ancora Prampolini si fa vedere e prova a cambiare gioco passando per i piedi di Motta, che scivola, e allora break Cernis Muzzane. Piccolotto avanza palla al piede, il taglio sulla destra da parte di Peressini, che mette un pallone al centro. Il pallone è stato deviato e quindi ci sarà il calcio d'angolo. Pallone toccato da Pratolino per il calcio d'angolo a disposizione del Cernis Muzzane. Spiove a centrale del pallone, libera sempre Pratolino, ma si resta lì. Moras, pallone colpito da Guobadia e poi c'è un fallo subito da Battistin, anzi da Peressini, sul quale però non ne approfitta il Lumignaco, il Cernis Muzzane. Granieri porta avanti Lumignaco. Guobadia sbaglia il controllo, un'occhiataccia da parte di Ennio Granieri su Guobadia, che è andato un po' troppo disinvolto sul controllo. Un Lumignaco comunque torna in possesso palla. Catania fa partire un passaggio, probabilmente era indirizzato a Garzitto, sempre che Garzitto avesse l'intenzione di fare quello scatto inteso da Catania. Garzitto è rimasto sul posto e quindi palla ancora per il Cernis Muzzane. Peressini, Borsetta centralmente, sbaglia Battistin, poi ancora un fallo a metà campo. Prampolini va giù duro sugli stinchi di Borsetta e si piglia la seconda ammonizione al 19esimo del primo tempo. 2 ammoniti per il Lumignaco, prima Pratolino, ora Prampolini. Le indicazioni di Clemente ai suoi centrocampisti offensivi. L'idea di Clemente, la richiesta è quella di non schiacciarsi troppo al centro, controllando con maggiore efficacia le fasce dalle quali Cernis Muzzane spesso e volentieri genera la maggior parte del proprio gioco offensivo. Catania, mentre il pallone è in fallo laterale, è un Cernis Muzzane che da qualche minuto insiste dalle parti di Clemente. Ancora Zanon prova ad allungare di testa, ma Fabbro non interviene. Allora si riprende con il rinvio da fondo campo da parte del portiere del Lumignaco. Siamo al 20esimo del primo tempo, sempre 0-0. Battistini aggancia Martincic, pallone che era indirizzato dalle parti di
Moras, Pampolini, Martincic, butta il pallone in avanti, ma ancora Zanon anticipa Godias. Si gioca molto di interdizione ma poco in fase di costruzione, per cui le squadre recuperano il possesso ma poi gettano quasi subito al vento ogni opportunità. La partita è piuttosto frastagliata e senza chiare occasioni da gol. Ci riprova adesso Chadis Muzzane con Nastri che innesta la marcia, viene respinto e poi il tiro di Piccolotto senza grandi velleità si spegne alla sinistra della porta difesa da Clemente. Sempre Piccolotto che anticipa Godias e poi colpo a colpo Pratolino Fabro spalle alla porta ma protegge la boccia, poi triplicato il bomber cardinese, perde il possesso, ripartenza Lumignaco con Motta che fa viaggiare Guobadia commette fallo in attacco, anche se il signor Nattilla lascia correre perché la boccia è arrivata nel frattempo tra i piedi del mestre. Battistini, Peressini guadagna la rimessa laterale. Ancora Battistini alza un campanile sbagliando il controllo, interviene Granieri è l'ultimo a toccare, poi il suo rinvio mette a repentaglio la strumentazione di Udinese TV. Per fortuna che il mio controllo con lo stinco è stato... Ho fatto un salvataggio sulla linea, si chiama così. Intanto salutiamo Beppi Bazzana che ci sta seguendo, grazie Beppi. Sì, 1-0 Pordenone, ma al Pordenone è stato 1-0 per il Venezia sul Pordenone, ma al Pordenone è stato annullato un gol al 41esimo del primo tempo. Pratolino batte il calcio di punizione. Si va a cercare sempre Godias che protegge la rimessa laterale dall'attacco di Persini. Guobadia, Granieri al cross, perfetto per la testa di Motta che invece va col piede, poi in qualche modo si salva la difesa del Charlins Muzzane con un Gregoris in vero piuttosto frivolo nel andare sul pallone che mi sarei aspettato potesse essere preda del mestre. Fabro si avvantaggia sui difensori del Lumignaco, protegge il pallone, poi fa salire il Charlins Muzzane, Rover mette il pallone al centro sul quale zetta Guobadia e poi il destro da parte di Battistini viene toccato da un difensore lumignachese e arriva innocuo dalle parti di Clemente che è già al rinvio. Martincic, Garzitto verso Catania, ma chiude ancora Nastri che sta giocando sia la fase offensiva sia soprattutto la fase di copertura, sta facendo come al solito i chilometri il numero 10 del Charlins Muzzane. Abbiamo già superato la metà del primo tempo, siamo al 25esimo,
sempre 0-0. Granieri mette giù la palla, poi con una finta disorienta Borsetta. Ancora Granieri, grande il suo lancio di sinistro, Motta, Guobadia al cross immediato, Zanon libera di testa. Ancora Granieri che recupera il pallone, ma con il fallo di Guobadia. Poi cenno d'intesa tra il numero 3 del Lumignacco e il signor Nattilla. Calcio di punizione per il Charlie Smuzzane, anche se il Lumignacco per qualche istante aveva alzato il ritmo di gioco con un Granieri ispirato in fase di spinta. Piscopo, Garzitto di testa, insegue il pallone Godeas, ma Zanon fa buona guardia della sua zona di competenza. Battistin, grandissimo lancio apertura per Borsetta, che mette il pallone al centro, guadagna il calcio d'angolo, ma forse il Charlie Smuzzane poteva garantirsi qualcosa di più da questa eccellente apertura di Battistin. Eccolo il cross, ancora Guobadia, libera, poi Trampolini segue il pallone, lo tiene dentro il rettangolo di gioco. Zanon è rimasto in fase offensiva, è lui a disturbare Piscopo, mettendo il pallone in fallo laterale. 27esimo, 0-0 tra Lumignacco e Charlie Smuzzane. Piccolotto nel cerchio del centrocampo, poi Pratolino alza il campanile in direzione di Garzitto, gli dice male la situazione. Nastri perde il possesso, non granché da un punto di vista estetico la partita, anche se si vede che entrambe le squadre ce la stanno mettendo tutta con grande impegno, grande ardore. Piscopo, un'occhiata in avanti, Godeas ad alta quota su Zanon, l'ultimo a toccare è proprio il capitano allenatore del Lumignacco, e si riprenderà con la rimessa dal fondo da parte di Del Mestre. Granieri sempre di testa, poi sbaglia il controllo Borsetta, voleva un leziosismo di tacco, gli è andata male. Piscopo sempre palla al piede, sale Martincic sulla destra, lancio su Motta che ha un buon controllo e costringe alla rimessa laterale il Lumignac, il Charlie Smuzzane, con Rover che ha toccato per l'ultimo pallone. Ancora Martincic con le mani verso Simone Motta. Nastri ha battuto, calcio di punizione per gli ospiti. È un Charlie Smuzzane che in fase difensiva è piuttosto attento, però secondo me è un Lumignacco che sta peccando un po' in fase di rifinitura, si arriva fino lì e poi i padroni di casa poco riescono a costruire, ad inventare. Godeas praticamente non ha avuto palloni giocabili per le sue stoccate a rete. Il calcio di punizione del Mestre era direttamente nella zona di Fabbro, poi occhio a Borsetta, tiro cross da parte di Nastri,
con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Resta in pressione il Cerdis Bussane. Fabro smorza con il petto, mettendo a disposizione il pallone di Piccolotto. Poi Gregoris si fa soffiare la palla da Simone Motta, che va di dribbling e tunnel. Grande Motta. Catania prolunga verso Garzitto, che fa salire Martincic. Garzitto alla porta dall'altra parte. Ecco Martincic aggredito, fa comunque carambolare il pallone tra i piedi di Piscopo. Piscopo cambia gioco a cercare Motta, che nel frattempo si è spostato sulla sinistra. Con le mani Gubadia, Granieri subisce un probabile fallo, ma esce il Cerdis Bussane con Piccolotto. Fabro centralmente, Piccolotto sbaglia il passaggio, telefonato, Pratolino lì non fa una piega, recupera la boccia, fa ripartire Lumignacco. Catania Piscopo chiede calma a Granieri. Pratolino, Catania prova a giocare il Lumignacco. Catania spedisce il pallone dalle parti di Motta, che di testa smorza a favorire Granieri. Granieri sulla sinistra, Motta sulla sua verticale, ma c'era la posizione irregolare di Godias però a questo punto a centro area, perché Motta sono sicuro sia partito dietro le spalle di... c'è in posizione assolutamente regolare. Al 32esimo del primo tempo, sempre 0-0. Gubadia di testa, Motta non ci arriva e allora Battistin può impostare. Piccolotto una finta verso Fabro, poi Nastri ringhia fallosamente su Catania. Calcio di punizione per il Lumignacco e Piscopo. Catania sventagliata verso Godias, chiuso a sandwich dai centrali difensivi di Vittore, Zanon e Gregoris. La palla arriva innocua in braccio del Mestre. Over Moras, le finte, poi sterza, pallone al centro, sul quale interviene Filippo per il gol del Cerdis Bussane. Colta forse non posizionata benissimo la retroguardia del Lumignacco, sia sul cross sia soprattutto sul tapping di Piccolotto, che indisturbato è andato a piazzare la stoccata che al 34esimo del primo tempo porta in vantaggio il Cerdis Bussane. Vediamo come si riorganizza il Lumignacco. Catania, Garzitto. Ma adesso è il Cerdis Bussane che è padrone del match grazie al gol di Piccolotto. Altra sgroppata di Fabro, che ingaggia un corpo a corpo con Piscopo, alla meglio difensore. Ma resta in pressione il Cerdis Bussane. Nastri aggancia, poi subisce un evidente fallo. Signor Nattilla ha già estratto un paio di cartellini gialli. Mi sa che se proseguiamo con questo tipo di interpretazione del match da parte del Lumignacco, rischiamo altre sanzioni. Rischiamo di vedere altre sanzioni. Deve uscire dal campo il giocatore in maglia orange, ma dovrebbe poter proseguire senza troppi problemi. Calcio di punizione per gli ospiti, quando siamo arrivati al 35esimo del
primo tempo. Da un paio di minuti il Cernis Muzzane è passato in vantaggio con un gol di Piccolotto. Completamente sbagliato il tiro che comunque favorisce il Charlins. Fabro di testa, eccezionale. Poi ancora le finte sul posto da parte di Nastri. Anche Moras sulla sinistra lì sta facendo il diavolo a 4, mettendo sovente in difficoltà la retroguardia del Lumignacco. E quello tra Moras e Martincic da quella parte è un mismatch che in questo momento gli ospiti stanno sfruttando in maniera importante. Proprio da Moras è partito il cross che ha portato al gol di Piccolotto. Poi occhio che c'è l'assistente con la bandierina alzata. E infatti non è rimessa laterale per il Cernis Muzzane, ma è calcio di punizione per il Lumignacco, stante la posizione di fuorigioco. In cui è incappato Filippo Fabro. Il rilancio di Clemente, fallo subito da Garzitto. Lumignacco può salire con il proprio baricentro. Siamo arrivati al 37esimo, quasi 38esimo del primo tempo. Al duplice fischio del signor Natilla a fine della prima frazione di gioco, darò subito la linea all'emittente per lo spot pubblicitario. Ci ritroviamo nell'intervallo poi per i commenti e i risultati dagli altri campi. La finta, si mette il pallone sul sinistro e la palla rimane lì per l'intervento del Mestre. Poi si alza anche la bandierina dell'assistente del signor Natilla per una posizione di fuorigioco da parte di qualcuno degli avanti lumignacchesi. Ganieri a cercare Godias, anticipato da Gregoris. Resta in pressione il Lumignacco. Guardia. Granieri va a cercare Godias. Ancora passaggio fuori misura. Godias ringrazia il suo compagno, ma non è riuscito a tenere il pallone. Del Mestre mette la palla fuori dal campo per verificare le condizioni di Rover, che riprende il suo posto dentro il rettangolo di gioco dopo aver preso le cure del caso. Ha un cerotto abbastanza vistoso sulla bocca, il numero 3 del Cernis Muzzane. Proprio lui che si incarica della rimessa con le mani. Piccolotto. Borsetta. Prolunga verso Fabro. Colpo a colpo con Pratolino. Alla meglio il difensore lumignacchese, che però si porta il pallone oltre all'esterno del rettangolo di gioco. Insiste ancora il Cernis Muzzane e sempre Pratolino mette il pallone in calcio d'angolo, quindi altro break per gli ospiti. Siamo al 40esimo del primo tempo. Fabro
impatta di testa, anzi la Gregoris impatta di testa il centrale di Vittore, la palla sopra la traversa della porta difesa da Clemente. Gregoris che sovente sui calci d'angolo si porta in zona d'attacco per sfruttare la sua elevazione. Lancio di Piscopo, sempre a cercare Godias, costantemente raddoppiato il centravanti rossoblu. Prampolini, ancora Piscopo, un'occhiata in avanti ma non ci sono linee di passaggio, allora sempre Prampolini viene a offrire un appoggio. Ancora Godias, Prampolini, Catania gli sradica il pallone dai piedi Zanon. C'è però la rimessa laterale per il Lumignaco. Siamo al 41esimo del primo tempo. Lumignaco che prova a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, senza però idee concrete ed efficaci sul come provare a infilare la retroguardia degli Orange. Fabro fa salire il Cernis Muzzane, porta a spasso la palla. Nastri va via Martincic, Nastri inventa un filtrante verso Fabro che poi centralmente prova a mettere in moto Borsetta. Si chiude la difesa del Lumignaco. Godias però è in posizione di fuorigioco di rientro e quindi si riprenderà con un calcio di punizione dentro il cerchio del centrocampo a disposizione degli ospiti. Gregoris, Peressini sbaglia l'aggancio. Pratolino, Catania, scavalcato Prampolini, Battistin prova il break ma interviene Granieri. Questi è Motta, un'occhiata in avanti, Garzitto taglia centralmente, sbagliato l'assist di Simone Motta, la palla però tra i piedi di Piscopo. Prampolini, Pratolino in avanti, Granieri anticipato da Peressini, poi Borsetta mette in moto Fabro che ha un'idea meravigliosa e con un pallonetto sullo stop a seguire realizza un gol eccezionale. Filippo Fabro, Cernis Muzzane 2, Lumignaco 0. E in chiusura di primo tempo il Cernis Muzzane con il sigillo del bomber raddoppia. Gran gol di Filippo Fabbro. Io ribadisco, a questi livelli solo lui riesce a segnare gol del genere. Adesso il Lumignaco è davvero un pugile alle corde. Nomola il grido dalle tribune di Lauzacco all'indirizzo dei rossoblu, però con questo 1-2 del Cernis Muzzane, prima ad opera di Piccolotto e poi con l'Eurogol di Pippo Fabbro, cose si fanno difficili per i padroni di casa. Granieri, Pratolino, Borsetta ringhia su numero 5 rossoblu. Garzitto fa salire Martincic che restituisce il pallone al numero 7. Eccolo Garzitto, c'è Nastri davanti a lui, sale Martincic sulla catena di destra, però non riesce a intervenire. Libera la difesa del Cernis Muzzane. Resta in pressione Lumignaco. Catania mette un pallone al centro a cercare Godias e poi Granieri si porta la palla sul destro, prova il tiro a giro alla Del Piero. Ennio Granieri, primo tiro più o meno verso lo specchio della porta del Lumignaco nella seconda parte del primo tempo. Pallone
di 1 metro circa fuori dal palo di sinistra della porta del Mestre. Sta per scadere il 45esimo, ci sarà credo almeno un minutino di recupero, no, 2 minuti di recupero chiamati dal signor Natilla in questo primo tempo, quindi la prima frazione di gioco finirà al 47esimo, lo dico anche a beneficio di Giancarlo Celanti in regia. A Santa Maria della Longa ha raddoppiato anche il Santa Maria sulla Risonese, autore del secondo gol Pivetta al 45esimo. Rover alza un campanile sul quale di testa interviene Piscopo. Resta in pressione il Charles Buzzane, ma Battistin, Nastri, Molas. Raddoppiato Molas, va via ancora una volta Martincic. Molas terza, poi ancora un destro sul quale Clemente interviene di pugno. Molas, un furetto imprendibile. Bravo Battistin. Subisce un fallo. Alla fine il signor Natilla vede che non c'era una chiara situazione di vantaggio, allora fischia il calcio di punizione dalla 3/4 per gli ospiti. Da lì con il destro Fabbro potrebbe forse anche puntare direttamente in porta. Difatti prende la rincorsa il capitano carlinese, mentre ormai sta per scadere il primo tempo, quindi credo che il signor Natilla fischierà la fine della prima frazione di gioco subito dopo il calcio di punizione. Attenzione alla Berta di Fabbro, che di fatti punta alla porta. La palla finisce a Santa Maria la Longa, come ci suggerisce Tonino De Blasi, e il primo tempo finisce qui. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di Lumignacco 0, Charlis Mussane 2, di Piccolotto e Fabbro i gol che al momento regalano il successo parziale agli ospiti del mister Pino Vittore. Linea alla regia, ci risentiamo tra qualche minuto per i commenti dell'intervallo. Inizia il secondo tempo. Lubignacco in maglia rosso-blu attacca da sinistra verso destra, Charlis Mussane in maglia arancione attacca da destra verso sinistra. Charlis Mussane avanti 2-0 per i gol di Piccolotto e di Fabbro, con più che sospetta deviazione di Pratolino su un pallonetto del bomber carlinese. Eccolo proprio Fabbro che non aggancia, si riprende con il pallone tra i piedi di Pratolino. Nel frattempo è arrivato anche il mister Pittilino, venuto ad osservare credo il Charlis Mussane. E Lumignacco prova ad insistere, prova ad iniziare questa ripresa con le marce alte, con il chiaro intento di mettere un po' in difficoltà una retroguardia carlinese che nel primo tempo mai ha sofferto agli attacchi dei padroni di casa, forse solo con un tiro di Granieri finito di poco a lato. Piscopo mette il pallone in mezzo, poi Zanon ci mette la testa sul piattone di Godeas in maniera coraggiosa. Resta in pressione il Lumignacco. Catania mette il pallone al centro e ancora la retroguardia del Charlis Mussane con Peressini. Mette il pallone in calcio d'angolo. Ancora cross basso sul primo palo. Granieri si coordina.
si lamenta un po' con il signor Nattilla per una spintina da parte di Moras nel momento in cui Ennio stava caricando la Berta. Pallone direttamente in fallo laterale, la rimessa di Peressini verso Borsetta. Impressione il Lumignacco, ma come detto in fase di rifinitura i padroni di casa hanno peccato parecchio quest'oggi, sono stati decisamente lacunosi. Ancora passaggio sbagliato che si trasforma in una possibile ripartenza del Cernis Buzzane. Catania, Granieri sulla sua verticale, è però in posizione irregolare Simone Motta, puntualmente segnalata dall'assistente del signor Nattilla, che è coadiuvato quest'oggi da Luca Forte di Cervignano e Oscar Tonizzo di Udine. Il signor Nattilla invece, Pierpaolo Nattilla, il fischietto principale, arriva da Molfetta. Sul rilancio del Mestre, Guobadia anticipa Borsetta. Poi il Cernis Buzzane non approfitta del possesso offensivo, si riprenderà con la rimessa con le mani da parte di Guobadia. Batti e ribatti. Poi da Rover il pallone viene indirizzato dalle parti di Moras. Nastri fallisce l'aggancio. Garzitto mette il pallone al centro. Granieri ribadisce con un controcross e poi di petto, bravo Battistin, favorisce l'intervento del Mestre. Poi questo è un fallo in attacco di Fabbro. Pratolino, diretta passaggio di profondità a Granieri, viene anticipato il numero 8 del Lumignacco. Aggiornamenti dagli altri campi. Non ci sono aggiornamenti, nel senso che no, invece ce n'è uno a Torre di Pordenone. È passato in vantaggio la squadra padrona di casa sul Casarsa, gol di Gurgu. Prampolini, il suo sinistro è ribattuto da Battistin. Quindi Torre 1, Casarsa 0 in promozione al girone A. Battistin alza il campanile, Fabbro è in posizione irregolare. Secondo tempo che non sta rispettando le attese estetiche della prima frazione di gioco. Soprattutto ci aspettavamo che il Lumignacco potesse aumentare i ritmi a caccia almeno del gol per riaprire il match, ma a giudicare dalle prime azioni della seconda frazione di gioco la formazione rosso-blu non ha quella spinta emotiva necessaria e soprattutto non ha le idee per impensierire la retroguardia degli Orange di Pino Vittore. Simone Motta.
Va a cercare Gloria sulla linea di fondo, guadagna il calcio d'angolo. Il numero 11, ex Udinese, ex Novara, ex Virtus Corno, ex tante squadre, da quest'anno a Lubignacco. Corner a vuoto del Mestre e il pallone carambola in rete. Avevo appena detto poche idee, ci è voluto un volo a farfalle di Del Mestre, che ha completamente ciccato l'intervento, e credo che l'ultimo a toccare sia stato Pratolino, se non ho visto male, per cui con un mezzo gollonzo di Pratolino il Lumignacco dimezza le distanze. Avevo appena detto poche idee e confuse da parte del padrone di casa, puntuale il telecronista ha smentito. Nel frattempo ora i rossoblù sostituiscono Garzitto con il numero 14 Muad Madi, che viene a prendere il posto sulla destra. Partita riaperta. Attenzione. Con Madi che ha un'interpretazione del ruolo di centrocampista molto più offensivo rispetto a quanto può essere Garzitto. Attenzione che si è fatto male, mi pare, Peressini, che però si rialza senza troppi problemi. No, era Marco Moras invece. Ancora Nastri ha battuto sulla tre quarti e c'è la ammonizione per Catania, che dunque è il terzo giocatore del Lumignacco a finire nel taccuino del signor Nattilla. Si è rialzato Moras, che non ha dunque subito alcun tipo di conseguenza dall'impatto che ha generato il fallo. Calcio di punizione proprio dello stesso numero 11 e Lumignacco si salva con Clemente, che ha messo in maniera provvidenziale il guantone sul tapping di Gregoris. Occasione gol per il Cernis Mussane. La zampata di Raffaele Clemente. Motta spedisce pallone addosso a Godias, e questi è Peressini, sbaglia il passaggio. Guobadia si accentra, porta a spasso il pallone, viene raddoppiato il numero 3, mette il pallone a disposizione di Granieri, che vede Madi sul fronte opposto. Eccolo, il numero 14 in palleggio, bravo Mota in tacco, tecnica calcistica ma fine a se stessa. Poi bravo Madi, perché costringe Moras a mettere il pallone in fallo laterale. Ancora Madi, che è entrato con il piglio giusto. Martincic per la rimessa laterale. Madi si porta il pallone oltre il rettangolo di gioco. Lumignacco 1, Cernis Mussane 2. Siamo al 12° del secondo tempo. Nel frattempo a Pordenone ha raddoppiato il Torre 2, Casarsa 0. Pratolino va a cercare Granieri, che non aggancia. Rimessa laterale per gli ospiti. Un altro scontro
che vede protagonisti i due numeri 4, Catania e Battistin. Alla peggio il giocatore del Charles Bussane. Catania ha rischiato grosso qui perché già ammonito qualche minuto fa non ha ritratto la gamba, quindi ha rischiato di finire anzitempo negli spogliatoi. Si riprende comunque con il calcio di punizione a disposizione della formazione di Pino Vittore. Sciabolata in avanti, Fabro, Moras, entra in area di rigore, la palla, un effetto eccezionale, e questo sì che è un gol, tutto di Marco Moras, che al 14° porta a 3 il Charlis Bussane. Gol d'autore all'Autsacco, Marco Moras. Di nuovo chiuso il match con il terzo gol del Charlis Bussane, proprio nel momento in cui Lumignacco sperava di poter riaprire definitivamente la partita, stante il gol di Pratolino che aveva dimezzato lo svantaggio. Proprio qualche minuto dopo, Marco Moras, gol alla Del Piero, stop a rientrare, tiro a giro di destro al palo opposto alla sinistra di Clemente. Un Clemente che dopo aver salvato la sua porta qualche istante fa nulla ha potuto su questo destro a giro del numero 11 del Charlis Bussane. Lumignacco 1, Charlis Bussane 3, e adesso gli ospiti ancora sulla destra, prova a salire Peresin, viene stratonato da Prampolini. Calcio di punizione per la squadra di Vittore. Direttamente in area di rigore, Fabro stacca per favorire l'intervento di qualcuno dei suoi compagni, poi Piccolotto si porta il pallone oltre la linea laterale. Se n'è andato il primo quarto d'ora del secondo tempo, 2 gol in 15 minuti. Gregoris ribadisce in avanti, Borsetta fa possesso palla, poi Piccolotto non filtra il suo passaggio, guadagna la rimessa laterale. Alto cross, attenzione a Borsetta che taglia centralmente, poi Clemente sfugge la boccia come una saponetta sul primo intervento, concentrato il portiere del Lumignacco, fa sua la palla e poi opera il rinvio direttamente nella zona di Godias come al solito. Però Godias è sempre dentro una gabbia di maglie arancioni. Moras, Martincic non gli lascia spazio, Moras insiste, vince un contrasto, ne vince un altro, poi interviene a supporto Piscopo, che allora perfeziona il disimpegno da parte del Lumignacco. Pratolino spedisce il pallone in avanti, il Charlis Bussane però padrone del centrocampo. Piccolotto prolunga sulla destra dove sale Peresini, Edoardo Peresini, classe 96, mette il pallone nel mezzo, non aggancia, ancora Piccolotto che si era sganciato in avanti. Madi anticipato da Rover,
Fabbro, alto aggancio, Fabbro non riesce a caricare il destro e poi in questo caso c'è un altro fallo da parte di Granieri che colpisce, invece che la palla colpisce lo stinco dell'avversario. Si riprenderà con il calcio di punizione dentro il cerchio del centrocampo per il Charlis Bussane. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa sugli altri campi. Mentre Dennis Godias è andato sulla sua panchina a concertare con Davide Santelia le prossime mosse per il Lumignacco. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa sugli altri campi. Andiamo in promozione nel girone A. Camino 1, Spalco Dovado 0 e Torre 2, Casarsa 0. Quindi nulla di nuovo rispetto a qualche minuto fa. In promozione girone B invece palesato il Costalunga contro lo Zaule. Ora è Costalunga 1, Zaule 1, mentre la Juventina Sant'Andrea sta sempre vincendo a Ronchi per 1-0. Soprattutto Ronchi-Juventina è il big match del girone B tra prima e seconda in classifica. Calcio d'angolo per il Charlis Mussane, non aggancia. È invece finale al Penzo, dove il Venezia ha battuto il Pordenone per 1-0. A decidere il gol di Geco dopo 2 minuti. Le cronache parlano di un KO comunque immeritato per l'11 di Bruno Tedino. Si rialza Fabbro con Clemente, che è stato redarguito dai suoi per aver messo il pallone in fallo laterale. Clemente manda a quel paese qualcuno e poi va al rinvio. Però io continuo a ripetere che questi lanci del portiere o dei difensori verso Godias sono ormai telefonati, lo sanno anche i nostri telespettatori che tutti questi palloni sono indirizzati al centravanti rossoblu con il numero 9 e ovviamente lo sa la difesa del Charlis Bussane, che costantemente chiude in una gabbia difensiva il bomber ex Messina, ex Triestina, impedendogli di smistare il gioco come vorrebbe. Granieri prova ad illuminare la manovra rossoblu, ma Madi prima perde palla sull'attacco di Rover, poi c'è Moras indemoniato, va via sulla sinistra. Moras viene affalciato da Madi, che si piglierà un cartellini per Madi. Non c'è il cartellino per Madi, che secondo me ha rischiato grosso, perché allora Madi è andato sulla palla, per cui o non è fallo ed è rinvio oppure è giallo, cioè delle due l'una, non può essere un calcio di punizione per il Charlis Mussane. Siamo al 22esimo, quindi alla metà del secondo tempo.
Quindi qua il signor Nattilla ha preso un mezzo abbaglio, mentre Clemente sistema la difesa. Occhio al calcio di punizione, palla direttamente sul primo palo, sul quale ha appostato proprio Godias. Battistini in copertura, si riparte sulla destra con Peressini, si spedisce un pallone a memoria in avanti. Guobadia lo ribadisce a centrocampo, dove però staziona Nastri. Nastri porta a spasso la boccia, Fabbro fa viaggiare sulla destra Borsetta, sul quale però in vantaggio Guobadia. La palla resta ancora in campo, quindi attenzione a Borsetta che tocca con la mano in maniera evidente sul rilancio di Pratolino. 24esimo del secondo tempo, Lumignaco 1, Ciardis Muzzane 3. C'è un cambio per il padrone di casa, esce Martincic ed entra il numero 17 Gustavo Del Piero. Altro fischio dell'arbitro pugliese. Battistini, Peressini, attaccato da Granieri, arriva a supporto anche Piccolotto. Si resta lì sulla destra, Peressini galoppa sulla fascia laterale, c'è Prampolini davanti a lui. Peressini riesce comunque a mettere un pallone al centro e guadagna un calcio d'angolo. Bravo Edoardo Peressini, classe 96. E allora salgono anche Gregoris e Zannon nei centrali difensivi di Vittore, pronti per il colpo di testa. Marco Moras sul punto di battuta. Battuto sul primo palo, battuto anche male il calcio d'angolo. Poi ci ha provato Marco Rover con un sinistro ampiamente fuori misura. Palla è finita a Cussignacco. Si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Clemente quando siamo al 26esimo del secondo tempo, con Vittore che sta pensando a qualche cambio. Sbaglia il controllo Moras, attenzione a Fabbro che si è accasciato da solo. Fabbro si è accasciato da solo, un problema muscolare per il bomber, si tocca la coscia destra e probabilmente Vittore deciderà di sostituire subito il suo bomber per evitare guai peggiori. Infatti cenno d'intesa, è pronto a Campola, la on deck, pronto per entrare al posto di Filippo Fabbro, al quale il signor Nattilla chiede di uscire dal campo. La fascia di capitano passerà ovviamente a Battistin, che è il vice capitano designato in campo, e Fabbro prende direttamente la via degli spogliatoi. Autore del secondo gol del Ciardis Muzzane, Filippo Fabbro. Nel frattempo è entrato Totò Campola, che va a prendere il posto di attaccante centrale.
Piscopo Pratolino. A Campola che è fresco, va a fare pressione sui difensori centrali del Lumignacco, proprio lui l'ultimo a toccare in questa circostanza. Prampolini con le mani. Motta. Granieri. Cambia gioco Granieri, ma interviene Moras, poi Piccolo, anzi Battistin. Battistin che ha avanzato un po' il suo raggio d'azione in questo frangente dell'incontro. Gioca stabilmente da centrale nella mediana insieme a Nastri. Con il solito 4-3-3 come schieramento base di Vittore, anche se va detto che sia Peressini sul lato destro sia Rover sul fronte sinistro del difensivo salgono spesso a supporto dei centrocampisti. Trampolini ancora recupera un pallone per il Lumignacco, un Lumignacco che però soprattutto dopo il terzo gol subito non è ancora riuscito a farsi vedere dalle parti del Mestre. Il tempo intanto se ne sta andando, siamo già al 29esimo del secondo tempo. Rover anticipa Madi, però il numero 14 del Lumignacco entra in possesso palla. Madi sbaglia l'appoggio chiedendo a Guobadia uno scatto che neanche Usain Bolt avrebbe garantito in quella circostanza. Raddoppio del Camino sulla Spalco Dovado, segnato Alan Grossutti. Mentre vi ricordo che è finita la partita al Penzo di Venezia con il Pordenone che ha perso per 1-0. Gol di Geiko dopo 2 minuti. Al Pordenone è stato annullato un gol. E poi le cronache riportano, ovviamente non ho visto e qui non sono in grado di essere più preciso, riportano un rigore abbastanza clamoroso negato ai neroverdi del mister Tedino. Ne sapremo di più ovviamente in serata, oppure anche domani nel corso di Sport Life. Inizia alle 18 su Udinese TV. Ci collegheremo con il Palamaraguti di Bologna, di Casalecchio di Reno, dove la GSA sarà impegnata nella partita di pallacanestro di Serie A2 maschile. E ovviamente torneremo sulla giornata di campionato del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia. Mezz'ora di gioco del secondo tempo. A proposito di GSA, mentre attenzione che ci sono 2 palloni in campo, a proposito di GSA, i bianconeri di coach Lardo giocheranno sul parquet della Virtus Bologna senza Allan Gray, infortunato all'anca, e senza Joel Zacchetti, infortunato un po' dappertutto, ma soprattutto alla schiena. Ma la Virtus giocherà senza il suo americano Lawson e quindi la partita è certamente aperta, anche perché c'è la curiosità di vedere come si comporterà con i vecchi colori bianconeri Daniele Mastrangelo, neo arrivo in casa udinese. A Campola va a spasso col pallone nell'area di rigore del Lumignacco, guadagna il massimo a cui poteva aspirare, vale a dire il calcio d'angolo. Lumignacco che resta in pressione, Charles Mussane che resta in pressione su un Lumignacco che in vero, dopo aver subito il terzo gol, come dicevamo pochi istanti fa, nulla sta facendo per impensierire la capolista, mentre la Risanese ha dimezzato lo svantaggio da Santa Maria la Longa con un gol di Mattiussi. Ora è Santa Maria 2, Risanese 1. A Campola non riesce a approfittare di una serie di lisci da parte dei suoi compagni di squadra. Eccolo ancora il numero 18 ex UFM. Non così aggressivo come i tifosi della formazione ospite si aspetterebbero. Piccolotto di testa fa salire Cenis Muzzane, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta su
Un cross di Borsetta. Guavadia. Catania insegue il pallone, lo mette a disposizione di Granieri, mentre Peressini perde palla sull'attacco di Madi, che ha cambiato fascia di competenza, con Motta che è venuto qui sulla destra del fronte offensivo del Lumignacco e Muad Madi che è andato proprio dall'altra parte, sulla sinistra, di fronte alla panchina dei padroni di casa. Moras chiede l'1-2 a Nastri, Nastri sbaglia l'appoggio in avanti. 33esimo, quasi 34esimo della seconda frazione di gioco all'Auzacco. Solito lancio in avanti verso Godias, il solito intervento di Gregoris. Nastri, sombrero, Pratolino anticipa a Campola, ancora Battistin a Campola, sbaglia Borsetta il primo controllo e poi Madi mette il pallone in fallo laterale. La pressione del Cerri Smuzzane lucra un'altra rimessa con le mani per fallo laterale, mentre attenzione al prossimo cambio di Pino Vittore. Borsetta mette giù la palla, fronteggiato da Prampolini. Battistin carica la Berta dal limite dell'area, pallone che arriva a Pradamano e palla persa per gli ospiti. Eccolo il cambio, cambio del Lumignacco però, perché esce Simone Motta, al posto del quale entra il numero 15 Federico Mini. Quindi anche in questo caso possiamo dire, soprattutto per l'interpretazione del ruolo che ha dato oggi Motta, nulla cambia nello schieramento tattico dei padroni di casa, con Mini che viene a prendere il posto di Motta qui sul fronte d'attacco del Lumignacco, e mentre nel Cerri Smuzzane esce l'autore del terzo gol, Moras, ed entra il numero 16 Osso Armellino. È uscito anche Borsetta. No, Moras è ancora qua, quindi è uscito Borsetta e non Moras, ed è entrato Osso Armellino al suo posto. Avevo letto un numero evidentemente sbagliato. Quindi anche in questo caso Osso Armellino al posto di Borsetta, cambia niente nello schieramento tattico del Cerri Smuzzane. Granieri. La finta di Granieri, che poi cambia gioco, chiama in causa Madi, che ha un buon controllo. Madi punta la porta avversaria, entra nel rigore, mette un pallone al centro, su quale interviene Zanon. Piscopo anticipa Campola. Granieri, ancora le finte del numero 8. Altra sventagliata, ancora a cercare Madi, che punta Peressini. Madi perde palla. Poi Del Piero ribadisce in avanti. Pratolino. Mini carica al destro, fuori dallo specchio della porta di Del Mestre. A cammino al tagliamento, ha dimezzato le distanze da Spalcoldovado. Ora è cammino 2, Spalcoldovado 1. A Ronchi ha pareggiato l'11 di Franti, quindi è 1-1, gol di Dallan, mentre a Pordenone il Torre, con un gol di Martin, ha realizzato il terzo gol. Torre 3,
Casarsa 0. Qui siamo al 38esimo con una partita nella quale ci aspettiamo ancora qualche sussulto. A Campola fa possesso palla e poi guadagna la rimessa laterale. Piscopo anticipa Osso Armellino, poi Pratolino fa ripartire il Lumignacco. Granieri, Prampolini in avanti verso Madi, palla è uscita. Del Piero subisce la carica dell'avversario, ci sarà il calcio di punizione nei pressi della linea di metà campo a disposizione dei padroni di casa. Se ne incarica direttamente Fabrizio Pratolino, no, invece lascia il compito a Ennio Granieri ed ora è tutti avanti per il Lumignacco. Tutti, si gioca con 21 giocatori su 22 nella metà campo d'attacco dei padroni di casa. Piscopo e Pratolino sono attaccanti aggiunti, ma occhio alla ripartenza del Cianis Muzzane. Moras, Nastri subisce una carica, è un calcio di punizione per i giocatori di Pino Vittore. Zanon sventagliata in avanti a cercare a Campola, però esce Clemente anticipato da Piscopo, palla era comunque uscita, quindi ci sarà il rinvio da fondo campo da parte del portiere padrone di casa Raffaele Clemente. Piccolotto combatte con Granieri a centrocampo, Zanon spedisce la palla dalle parti di Armellino. Siamo quasi al 40esimo, quasi al 41esimo del secondo tempo. C'è spazio ancora per qualche emozione. Madi vede Godeas tagliare a centro area. Il suo passaggio è però fuori misura. E con estrema calma ora Simone Del Mestre si accingerà al rinvio da fondo campo. Nastri, poi Rover con autorità. Del Piero fa viaggiare Madi ha un buon controllo, ma sullo stop a seguire alza un pallonetto Gregoris che favorisce la presa di Del Mestre. 4 minuti al termine più eventuale recupero. Cianis Muzzane in pieno controllo della sua azione. Moras aggancia alla grande pallone con i tacchetti. Catania, Granieri, Guobadia, Piscopo sulla pressione di Acampola. Piscopo ha la freddezza di far arrivare il pallone dalle parti di Mini. Moras tiene dentro il recupero di Nastri che ora subisce una carica da parte di Federico Mini. Tra le linee Armellino col sinistro si porta a spasso il pallone, entra nell'area di rigore, viene abbattuto da Guobadia, l'arbitro fa correre. Mini, Catania, ma ci sono solo maglie d'azione attorno a lui. Torna in possesso palla Moras,
Catania glielo toglie, poi Battistin manda un pallone dalle parti di Armellino che non aggancia. Può ripartire Lumignacco. Prampolini, Madi centralmente, interviene Piccolotto a smozzare l'azione offensiva dei padroni di casa. Siamo al 43esimo. 2 minuti e mezzo più recupero al termine dell'incontro. Rimessa laterale per il Lumignacco. Granieri, Mini non aggancia. Anche il linguaggio del corpo dei giocatori del Lumignacco in questo finale di partita è indicativo sulla poca convinzione che hanno i padroni di casa di riuscire a ribaltare le sorti del match. Si scontrano Moras e Catania. Lascia giustamente correre l'arbitro, uno scontro di gioco, e poi Rover protegge l'uscita del Mestre sul taglio di Guobadia. 2 minuti, meno di 2 minuti più recupero alla fine. Lumignacco 1, Cianis Mussane 3. Vi ricordo le partite che si giocheranno domani: Gemonese contro ISM Gradisca, Lignano contro Virtus Corno, Manzanese contro Clas Reppen, San Luigi contro Tricesimo, Union Pasiano contro Tormezzo Carnia, Vesna contro Fontana Fredda e Torviscosa contro Chions. L'Udinese giocherà ovviamente alle ore 15 contro il Sassuolo, nella partita che permetterà al popolo bianconero di riabbracciare il Galligno Artunes Coimbra, altrimenti detto Zico, che è da qualche giorno il Galligno, che già stasera è in diretta su Udinese TV, delizierà la folla ai tifosi friulani, in diretta ovviamente sulla nostra emittente da Tricesimo. E quindi in questo weekend dedicato giustamente ovviamente alla presenza del campione brasiliano, il campione carioca qui in Friuli, noi ovviamente a Udinese TV seguiremo passo passo le gesta del Galligno. Terzo cambio di Vittore, che richiama in panchina Moras e manda in campo il numero 15 a Matteo Cocci, classe 98. Applausi per Moras, autore di un meraviglioso terzo gol del Cianis Muzzane. Mentre anche Candussio lascia le tribune del campo sportivo di Lauzacco, Candussio, la cui assenza oggi si è sentita niente, quindi a conferma dell'eccellente lavoro della retroguardia del Cianis Muzzane. Eccolo Cocci che fa il suo ingresso, mentre siamo già nel recupero. Ci saranno 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero per questa partita, che terminerà dunque al 49esimo. Dicevamo, seguiremo passo passo il Galligno Zico, che è qui in Friuli, e domani sarà anche allo stadio alla Dacia Arena per la partita tra l'Udinese del mister del Neri e il Sassuolo. E poi domani alle 18 nell'ambito di Sport Life ci collegheremo con Pala Malaguti di Casalecchio di Reno per la partita tra GSA Udine e la Virtus Bologna. Tutto in diretta ovviamente su Udinese TV. Come al solito nei fine settimana non ci facciamo mancare assolutamente nulla. Le finte di Del Piero sul Plus, ha visto Pratolino tagliare, ma Del Mestre è attento e blocca in presa. Se n'è già andato 1 minuto e mezzo dei 4 di recupero. Del Piero, toccato duro a centrocampo da Battistin. Tutti in avanti per il Lumignacco, che ormai non ha più nulla da perdere, quindi ha ancora 2 minuti di tempo la formazione padrona di casa per combinare qualcosa. Granieri salta Piscopo,
De Piero, occhio alle storie tese, tra Zanon e Godeas, occhio alle storie tese. Zanon già protagonista nella finale di Coppa Italia di un finale rovente. Cristian Zanon che in questi casi non si tira mai indietro, se c'è da battagliare, da far polemica anche dialettica, è sempre in prima fila. Il signor Natilla sta segnando qualcosa sul suo cartellino, richiama l'attenzione dei giocatori. Ah sì, perché l'ha fermata l'arbitro la partita, quindi andrà scodellato di nuovo il pallone con Accampola che restituisce il pallone al Lumignaco. L'ho capita poco, ma non importa. Santa Maria 3, Risanese 1, segnato Codormaz sul rigore per i padroni di casa. L'Union Martignacco ha espugnato Godia con un 2-1 finale che regala 3 punti alla formazione del mister Barnaba, quindi è Diana 1, Union Martignacco 2, quindi ha espugnato San Vito di Fagagna l'Union Martignacco, mentre è finale anche tra Tagliamento e Ragogna, 2-1 il finale per i padroni di casa. Qui è finito per le terre Osso Armellino. La partita ormai è finita. La partita è ormai finita. Se ne è andato anche il 4 minuto di recupero. Attendiamo solo il fischio finale del signor Natilla, anche perché si rischia una deriva poco piacevole a questo match. Ci sono le cure del caso per Alessandro Sormellino. In ogni caso c'è di Smuzzane che espugna l'Auzacco vincendo 3-1 d'autorità sul campo del Lumignacco. Temporaneamente il 10 il Ciani Smuzzane, ma siamo a tempo scaduto, per cui aspettiamo solo il triplice fischio finale dell'arbitro pugliese. C'è ancora spazio per una sortita offensiva del Lumignacco. Pratolino si trova in area di rigore. Il signor Nattilla fa giocare, consente a non consente a Armellino di rientrare, si resta lì ed eccolo il triplice fischio finale, finalmente oserei dire. Il Ciani Smuzzane vince l'Auzacco sul campo del Lumignacco per 3-1, sale a 50 punti in classifica e vedremo domani la Gemonese cosa riuscirà a rispondere. Grazie ad Alberto per le immagini, grazie a Giancarlo Energia, grazie a tutti voi per averci seguito. Dall'Auzacco è tutto.